Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Oggi parleremo di una trattativa che ha quasi cambiato il corso di un importante giocatore del Napoli. El Seyd Uzal, il terzino albanese che ha brillato nelle stagioni sotto la guida di Maurizio Sarri. È stato oggetto di un'offerta milionaria da parte del Chelsea. Sì, gli *blues* hanno offerto addirittura più di 30 milioni di euro per il giocatore, che all'epoca era un elemento fondamentale della formazione di Sarri. Ma lo stesso allenatore, che stimava molto Uzal, bloccò l'affare e convinse De Laurentiis a tenerlo a Napoli. La rivelazione è stata fatta recentemente da Mario Giuffredi, avvocato di Uzal, nel corso di un'intervista alla trasmissione A Pranzo con Chiariello su Radio CR. Sarri, che ha poi portato il centravanti alla Lazio, credeva nelle potenzialità di Uzal e voleva che rimanesse nella squadra partenopea, anche di fronte a un'offerta così allettante. Tuttavia, con l'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli, le cose sono cambiate. Uzal ha perso terreno e, con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo, le sue opportunità sono diminuite drasticamente e non è più il titolare indiscusso di un tempo. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che Uzal avrebbe dovuto accettare l'offerta del Chelsea all'epoca? E come vedete la sua carriera dopo la partenza di Sarri? Lasciate i vostri commenti qui sotto e partecipate a questa discussione sul passato e sul futuro del nostro club.